Andiamo adesso a Cavanella Po. Dopo 4 anni di difficoltà riapre un'importante arteria viabilistica che rimette in contatto la frazione con il resto del territorio. Quasi 2 milioni di euro, a tanto aumenta la spesa complessiva che dopo anni di difficoltà e mesi di lavori ha permesso di riaprire a Cavanella Po, in comune di Adria, il nuovo ponte sull'Idrovora a campata unica in acciaio, fondamentale di collegamento per la strada provinciale 41 e per il comune di Adria stesso. Un ponte chiuso dal 2021, quando probabilmente una manovra errata di un'imbarcazione causò danni importanti ad alcuni pilastri, rendendo insicuro il ponte e costringendo le autorità ad un intervento corposo per la sua messa in sicurezza. Di 4 anni difficili per le attività, per i cittadini che si dovevano naturalmente muovere, perché di fatto ha diviso il comune di Loreo da quello di Adria con la frazione di Cavanella. E adesso c'è questa bellissima infrastruttura con una campata unica di oltre 50 metri a Cavanella, e questa struttura sarà sicuramente rianimata. Collegamento ripristinato quindi, con sospiro di sollievo per i residenti ma anche per le tante attività commerciali che si ritrovano ora ad avere un nuovo sbocco viabilistico sul territorio, senza dover fare deviazioni o passaggi estenuanti e più lunghi rispetto al normale. I quasi 2 milioni di euro sono arrivati grazie ad un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un contributo di 50.000 euro anche da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po. Un periodo questo in cui nella Polesine, sul fronte infrastrutture, lavori e cantieri non mancano. Non c'è solo questo, da poco è stato aperto anche, dopo le lavorazioni Botti Barbarighe a Pettorazza, ci sono 20 ponti, ben 20 ponti consorziali su cui si sta intervenendo o si interverrà nel breve periodo, quindi credo che da questo punto di vista senz'altro il momento buono. Le operazioni certamente non sono facili, ma quando ci sono le risorse viene fuori anche tutta la qualità di chi ci opera.